Peroni, prevedendo non solo interventi per l'emergenza, ma soprattutto per la prevenzione. Il governo non impugnerà la riforma sanitaria, un via libera importante, ma continuano intanto critiche e proteste. Oggi è stata la volta di Latisana, ma c'è anche il sì dell'Ordine dei Medici di Udine. Il servizio è di Lara Boccalon. Il via libera del governo alla riforma regionale della sanità ieri sera con la decisione di Palazzo Chigi di non impugnare la legge approvata 2 mesi fa dal Consiglio regionale, non ravvisandovi alcun profilo di incostituzionalità, e la conferma che siamo sulla strada giusta, in linea con le riforme nazionali, il patto per la salute e la sanità del futuro, commenta con soddisfazione l'assessore regionale alla salute tedesca, sottolineando anche che si tratta di un risultato frutto dell'intenso lavoro di condivisione col Ministero della Salute. Sullo sfondo restano le critiche e le polemiche di Forza Italia, che ieri da ultimo aveva invitato il governo a impugnare la riforma. Stamani intanto davanti all'ospedale di Latisana il sindaco Salvatore Benigno ha raccolto una decina di sindaci dei comuni limitrofi e alcuni consiglieri regionali di centrodestra e centrosinistra, cittadini e rappresentanti delle categorie economiche, una protesta trasversale in difesa della struttura sanitaria che la riforma, secondo Benigno, vedrebbe fortemente penalizzata e a rischio chiusura. Noi chiediamo che nella riorganizzazione del presidio unico tra Latisana e Palmanova, su Latisana sia considerato l'ospedale principale per le emergenze, per quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio incontrovertibili e per un principio generico di equità di accesso all'offerta sanitaria. Una protesta incomprensibile che ha molto a che fare con la politica e poco con la riorganizzazione sanitaria, replica ancora l'assessore Telesca, ribadendo che per l'ospedale di Latisana non vi è alcuna ipotesi di chiusura e assicurando che il pronto soccorso sulle 24 ore resterà, mentre per il punto nascite si deciderà dopo una serie di valutazioni. E la riforma sanitaria incassa anche il sì dell'Ordine dei Medici della provincia di Udine, che in occasione dell'assemblea annuale ha definito la legge adeguata nell'impianto. Quello che noi chiediamo però è quella di una attuazione graduale della riforma, onde evitare che ci siano delle coartazioni presso gli ospedali prima di aver creato sul territorio le professionalità. La Procura della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha invitato 20 consiglieri regionali a deporre per motivare alcune spese di rappresentanza sostenute nel 2010, in parte del 2011